Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Dopo il blitz contro il clan di Re Suttana, nuovo arresto a Palermo di un boss di Cosa Nostra. Era scampato alla guerra di mafia scatenata da Totò Riina. Voleva essere una spedizione punitiva per una banale lite. A Catania 6 arresti per la sparatoria di Maggio Ennesima. Braccianti sfruttati e minacciati di morte, operazione contro il caporalato nelle campagne di Caltanissetta e Agrigento, 8 indagati. Il presidente della regione, Renato Schifani, a Catania incontra gli industriali, pronti 100 milioni per le imprese, serviranno a ridurre i disagi dell'Etna Valley. E sul caro voli il governatore insiste, rischio sanzioni per le compagnie aeree. Preoccupazione alle Eolie dopo la rottura di Caron Tenturis con la regione, rischio collegamenti e approvvigionamenti. Raggiungere le isole costerà di più, vertice d'urgenza convocato da Schifani. Maria Grazia Cucinotta, testimone della qualità del pescato dei nostri mari. Oggi la presentazione a Palazzo dei Normanni della campagna è promossa dalla regione. Calcio, Roberto Insigne è un nuovo giocatore del Palermo, il nuovo colpo ufficializzato in mattinata. Il campionato della formazione allenata da Corini comincerà in trasferta a Bari. Ancora una buona giornata da Telecolor, cominciamo il telegiornale con la cronaca, tempi duri per le cosche palermitane dopo il colpo inferto al mandamento mafioso di Re Suttana dalla polizia nei giorni scorsi. Oggi è toccato ai carabinieri smantellare il mandamento confinante, quello di Tommaso Natale, dove al vertice erano tornati i boss di una volta, i figli degli antichi padrini. Sentiamo il servizio di Maglio Viola. La vecchia mafia torna a governare i mandamenti siciliani e Michele Michalizzi, 73 anni, genero dello storico capomafia Rosario Riccobono, uomo della vecchia guardia mafiosa palermitana e uno dei sopravvissuti allo sterminio voluto a Totò Riina all'inizio degli anni '80, ad essere tornato a capo del mandamento mafioso di Tommaso Natale a Palermo. Ne sono convinti gli investigatori al culmine dell'ennesima inchiesta sul controllo mafioso in città. Dopo il ritorno a Palermo nel 2015, le intercettazioni hanno sorpreso Michalizzi a fare incontri e a gestire affari. Questa notte con lui sono stati arrestati anche il figlio Giuseppe, che ha 42 anni, e altre 9 persone, 11 in totale, 8 delle quali in carcere, 3 ai domiciliari. Il nemico giurato di Totò Riina oggi dunque a campo libero. Gli investigatori hanno ricostruito decine di estorsioni, il tentato omicidio di uno degli associati ai danni del fratello e la ricomposizione dei dissidi familiari con intervento dei vertici della cosca con il metodo degli antichi padrini. Ricostruito anche il furto non autorizzato dell'auto della moglie del boss. La giustizia di Cosa Nostra è rapida e sommaria, ladri identificati e raggiunti nel giro di poche ore e pestati a sangue. Il governo del territorio si estendeva poi a tutte le famiglie della zona, da Partanna Mondello allo Zenna alla stessa Tommaso Natale, mescolando affari leciti ed affari illeciti, dalla droga all'edilizia, al commercio e alla ristorazione. E adesso siamo a Catania, 6 persone a vario titolo sono destinatarie di misure cautelari per tentato omicidio, detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione. I fatti risalgono allo scorso 27 maggio quando in un autonoleggio del quartiere Enesima vi fu una sparatoria. Simona Mazzone. 2 persone entrano negli uffici di un'attività di autonoleggio in via Negrelli nel quartiere Enesima a Catania. Incontrano una terza persona all'interno del negozio che cerca di divincolarsi ma viene bloccata e presa a pugni. I fatti risalgono al 27 maggio scorso. Tutto era iniziato a causa di una lite tra Giuseppe Micale, che con il padre Rosario gestisce l'attività di noleggio, ed un altro uomo non destinatario di ordinanza cautelare, per il quale in sua difesa sarebbe intervenuto Salvatore Musumeci insieme ad un gruppo di fiancheggiatori. Proprio lui, come si vede nelle immagini, avrebbe sparato ad altezza uomo contro Giuseppe Micale, anche questi in possesso di un'arma ritrovata successivamente dalla polizia, mentre il suo complice Giuseppe Balsamo era intento a danneggiare 2 moto esposte. Durante le indagini dell'operazione denominata Mine Vaganti sono state rinvenute 2 cartucce calibro 7,65 ed occultata sotto un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'esercizio commerciale una pistola Beretta calibro 9 con matricola a brasa, con il colpo in canna e un caricatore con 4 cartucce. Con l'accusa a vario titolo di tentato omicidio, porto di arma comune da sparo, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione sono scattate le misure cautelari nei confronti di 6 persone, oltre a Salvatore
reclutatore Musumeci, soprannominato Turi Amina, per il quale è scattata la custodia cautelare in carcere, ai domiciliari la sorella Sebastiana Musumeci e la nipote Concetta Saitta, alle quali aveva consegnato la sua pistola. Ai domiciliari anche Giuseppe Rosario Micale e Giovanni Balsamo. Tutti a vario titolo hanno contribuito, seppur con profili di responsabilità differenti, a questa azione che ha visto degli spari all'interno dell'autonoleggio e addirittura anche dei danneggiamenti di mezzi che erano lì in esposizione, come delle moto, che sono state scaraventate in terra. È stato grazie alle testimonianze dei presenti e di chi abita in zona, avvalorate dalle immagini della videosorveglianza, che è stato possibile ricostruire la vicenda. Le segnalazioni ci sono state anche numerose, sia degli spari sia naturalmente di quello che avveniva proprio al di fuori dell'autonoleggio, che ci ha permesso peraltro di individuare sotto alcuni veicoli parcati nelle immediate adiacenze dell'esercizio commerciale le armi e le munizioni di cui vi ho poc'anzi detto. E adesso vi raccontiamo l'ennesima brutta storia di caporalato che è stato scoperto dalla squadra mobile di Caltanissetta. Una indagine che ha fatto scattare anche 6 misure disposte dal GIP a carico di imprenditori agricoli e di altri 2 persone per i reclutatori di disperati. Gli indagati avrebbero fatto leva sullo stato di bisogno sfruttando braccianti extracomunitari pagati pochi euro e senza alcuna regolarizzazione, tutto rigorosamente in nero. Jerry Italia. Costretti a lavorare in condizioni estreme nei campi fino a 8 ore al giorno per pochi euro e nel caso in cui si fossero ribellati arrivavano pure le minacce di morte da parte dei caporali. Ma per i braccianti pakistani lo sfruttamento non finiva lì. Oltre alle paghe misere sulle quali i 2 reclutatori avrebbero fatto la cresta, erano pure costretti a acquistare a spese proprie attrezzi da lavoro e guanti protettivi. È l'ennesima storia di caporalato nelle campagne del Nisseno e dell'Agrigentino scoperta dalla squadra mobile di Caltanissetta, che ha fatto scattare 6 misure disposte dal GIP a carico di altrettanti imprenditori agricoli e altre 2 per i reclutatori di disperati. Uno degli indagati è stato sottoposto agli arresti domiciliari, ad un altro è stato applicato l'obbligo di dimora nella città di Delia e per gli altri titolari di aziende agricole è stato disposto il divieto per 1 anno di esercitare l'attività di impresa. L'indagine, partita nel maggio del 2022, ha preso spunto dalle denunce di alcuni braccianti pakistani che ai poliziotti hanno raccontato di un uomo italiano che tutti i giorni si recava presso la stazione di Caltanissetta alle prime luci dell'alba e reclutava diversi operai extracomunitari per portarli nelle campagne di Delia e di Agrigento a lavorare. 2 degli indagati avrebbero inoltre percepito parte dei compensi spettanti ai lavoratori come paga per l'attività di intermediazione illecita. Uno di loro avrebbe addirittura minacciato di morte i braccianti in caso di mancato rispetto delle regole da lui imposte, costringendoli anche a comprare gli attrezzi da lavoro e i guanti di protezione. Caro voli, ma anche gli interventi per la riqualificazione dell'Etna Valley al centro dell'incontro del presidente della regione Schifani con gli industriali di Catania. Per noi c'era Luca Ciriberti. La madre delle battaglie del presidente della regione Renato Schifani è quella sul caro voli. La presa di posizione del ministro per le imprese Adolfo Urso, che chiede la verifica dei mister prezzi e l'intervento dell'antitrust laddove emergessero anomalie sui costi dei biglietti aerei da e per la Sicilia, corrobora l'azione del governo regionale. Ho sollecitato anche in maniera riservata sia i vari ministri del governo per intervenire da tempo, assumersi delle responsabilità su questo scandalo. Registro con piacere l'intervento del ministro Urso, spero che si sia ancora in tempo per ridurre i prezzi d'estate. Sono preoccupato sui tempi, però naturalmente tra piuttosto che niente preferisco piuttosto. Non è che magari poi queste compagnie vengono multate anche dall'antitrust e diciamo, sobbarcano sui consumatori i costi di queste multe? Le sanzioni fanno parte di una libera democrazia che fissa delle regole da controllare in regime di libero mercato. Se dovessero arrivare noi non è che applaudiremo, prenderemo atto che si è sanzionato un comportamento illegittimo che noi abbiamo denunziato in tutte le parti, anche con un esposto alla Procura della Repubblica di Roma. Schifani era atteso nella sede di Confindustria di Catania dalle imprese che da anni chiedono risposte sulla carenza infrastrutturale della zona industriale di Pantano d'Arci, che da sola produce il 15% del PIL regionale. Confindustria Catania mette in fila le priorità, chiede sicurezza, illuminazione, pulizia dei canali e la qualità delle forniture energetiche. Mi sento di dire che a settembre, con la riprogrammazione dei fondi extraregionali 2021-2027, questo governo utilizzerà 100 milioni per lo scorrimento del bando Ripresa Sicilia. E questo è un segnale che fa il paio con la volontà, ripeto, di
bonificare alcune aree industriali come quella di Catania. Infine un ricordo di Silvio Berlusconi a un mese di distanza dalla sua scomparsa. Forza Italia sopravviverà sicuramente, l'assenza, la mancanza del nostro leader è forte, però adesso siamo chiamati ad assumerci una responsabilità sul territorio, sugli scenari istituzionali e anche europei. Dopo la conferma del sequestro di alcune navi, Caronte Tourist ha deciso di rescindere il contratto con la Regione per il trasporto con le isole minori. Schifani e il Presidente della Regione ha convocato un vertice d'urgenza. Francesco Triolo. Traghettare per le isole minori diventerà un'impresa ed anche dispendiosa. La decisione della società Caronte Tourist di procedere alla risoluzione del contratto relativo alle isole Eolie, le Egadi e Ustica con la Regione Sicilia per sopravvenuta impossibilità apre nuovi scenari e non sono positivi. La presa di posizione dell'azienda arriva dopo l'esito negativo dell'istanza di riesame sul sequestro delle navi e quindi ha deciso di passare al trasporto in condizioni di libero mercato, decidendo numero di corse e prezzi senza alcun sostegno, contributo economico o erogazione di qualunque genere di provenienza pubblica, ha detto Caronte Tourist, ma a tariffe che nei limiti del possibile non si discostino da quelle attuali. La precisazione della compagnia, una situazione che allarma le comunità isolane perché gli effetti saranno visibili da subito non solo sul settore turistico ma anche per i semplici approvvigionamenti. La nostra preoccupazione è tanto per un eventuale aumento delle tariffe nel periodo estivo ed invernale, quanto per una diminuzione dei servizi nel periodo invernale. Non si tratta soltanto di un problema sulla possibilità o meno di arrivare alle isole Eolie, si tratta di problematiche inerenti anche all'approvvigionamento delle risorse minime dei beni di prima necessità che rischiano di non poter più arrivare. Si tratta appunto di una vera e propria tragedia per tutto il territorio. La decisione di Caronte Tourist è arrivata a Palermo quasi come un fulmine a ciel sereno, tanto che il Presidente della Regione Renato Schifani ha convocato un vertice urgente a Palazzo d'Orléans per cercare di individuare una soluzione. Presto sarà convocato un altro incontro con i sindaci delle isole minori per conoscere meglio la situazione, anche perché le perplessità sono davvero tante. Ma se non siamo riusciti a controllare nulla con un'armatoria sovvenzionata, ora facciamo il controllo di quella libera. E continueremo a parlare delle difficoltà per i collegamenti con le isole minori dopo il mancato dissequestro delle navi della Caronte. Giusy Lazzara ne parlerà nel corso di Focus Sicilia 24 dalle 14:30 con Francesco Forgione, sindaco di Favignana, e Saverio Merlino, assessore ai trasporti di Lipari. Le vostre segnalazioni al 342 745 5005. La trasmissione, lo ricordiamo, in streaming sul sito lasiciliaweb.it. E adesso ci occupiamo dell'inchiesta sullo scandalo Interporti di Catania, 7 rinviati a giudizio, tra loro l'assessore regionale all'economia Marco Falcone e l'ex vicepresidente della regione Gaetano Armao. Tutti andranno a processo il prossimo 26 settembre. Adelaide Barbagallo. Avrebbero fatto pressioni politiche per far ritornare in servizio una dipendente della società Interporti di Sicilia e per riconoscerle anche un avanzamento di carriera. Rinviati a giudizio l'assessore regionale all'economia Marco Falcone e l'ex vicepresidente della regione Gaetano Armao. Mandati a processo anche l'ex segretario di Forza Italia Giuseppe Livolti e l'ex deputato regionale Nino Dasero. Si aggiungono l'ex amministratore della SIS Rosario Torisi Rigano, la dipendente dell'Interporto Cristina San Giorgi e il dipendente di LCT, società estranea all'inchiesta, Salvatore Luigi Cozza. Ad emettere il provvedimento di rinvio a giudizio il GUP di Catania Marina Rizza. Al centro dell'inchiesta le presunte sollecitazioni dell'ex deputato regionale Nino Dasero nei confronti di Falcone, Armao e Livolti per fare pressioni sull'allora amministratore unico della SIS Rosario Torisi Rigano per la revoca del licenziamento di Cristina San Giorgi e per nominarla responsabile relazioni esterne della società. L'indagine fu avviata dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania dopo l'esposto di dipendenti dell'azienda pubblica sul presunto falso possesso di diploma di laurea prodotto dalla dipendente di SIS Cristina San Giorgi. Le accuse sono a vario titolo peculato, corruzione per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, contraffazione e uso di pubblici sigilli nell'ambito dell'inchiesta.
Dalle indagini sarebbe emerso anche un accordo corruttivo tra Torrisi Rigano e l'imprenditore Luigi Cozza, titolare della LCT SpA, grossa società del settore dei trasporti. Secondo l'accusa, Cozza avrebbe assunto la nuora di Torrisi Rigano e promesso vantaggi futuri all'amministratore della SIS, che è indagato anche per essersi appropriato di 2.850 euro dal conto della società. Il processo si aprirà il prossimo 26 settembre davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Catania. Per noi adesso c'è una breve sosta, ci ritroviamo subito dopo. Siamo di nuovo insieme dalle agenzie. Alcuni dei migranti soccorsi dal motopesca tunisino Assil Salah, dopo che al confine fra le acque tunisine e quelle sammaltesi sarebbe stato un naufragio, hanno parlato di una barca con a bordo 44 persone che all'improvviso si è inabissata. A loro dire vi sarebbero complessivamente 5 dispersi, i 44 sono stati tutti trasbordati dal peschereccio tunisino alla nave militare Dattilo e al momento vengono sottoposti a controlli sanitari. Maria Grazia Cucinotta, testimonial di uno spot sulle qualità del pescato siciliano. Stamattina la presentazione a Palazzo dei Normanni. Sentiamo Marco Gullà. Sul lungomare di Aci Trezza una donna rimane incantata dalla bellezza, dal fascino, dalla bontà del pesce siciliano, travolta da un'esperienza che coinvolge i 5 sensi nell'assaggiare il pescato del giorno dalle mani di un pescatore. La vediamo? È Maria Grazia Cucinotta, il volto dello spot istituzionale dell'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, presentato questa mattina nella Sala Rossa di Palazzo dei Normanni a Palermo. Una testimonial, madrina del Mediterraneo, per raccontare l'eccellenza del prodotto siciliano, del pescato, del suo trasformato, l'eccellenza dei nostri paesaggi, dei nostri borghi marinari, in un'unica parola la bellezza della nostra Sicilia. Questo spot vuole rappresentare non soltanto un aiuto concreto per far conoscere alla filiera dei consumatori nazionali ed esteri cosa è la Sicilia, ma soprattutto quanto è buono il prodotto siciliano. La sua mediterraneità è al centro di questo spot. La Cucinotta rappresenta ancora una volta la Sicilia. Ci siamo divertiti a girare, ma soprattutto sono ritornata in Sicilia a lavorare, quindi lavorare che poi non è un lavoro, perché comunque promuovere quello che è una delle nostre eccellenze per me è un grande onore, perché il pescato rappresenta veramente un'eccellenza siciliana nel mondo e bisogna sottolineare quello che è buono, quello che è sano, quello che il nostro mare ci offre e che comunque l'arte, perché comunque anche l'arte del pescare va supportata e va protetta. Un cast tutto autoctono per uno spot che esalta il lavoro e le eccellenze siciliane, anche sulla pesca. Luca! Ditelo al vostro TG Sicilia e Sicilia 24 vogliono essere ancora più vicini ai telespettatori. Vi invitiamo a segnalarci le cose che notate, che siano belle, brutte, che secondo voi meritano denunce oppure applausi, di cui comunque nessuno parla. Scriveteci al 342 745 5005, ci occuperemo delle vostre segnalazioni H24. Ditelo al vostro TG. Adesso ci fermiamo, altra sosta e poi la pagina sportiva. Siamo alla pagina sportiva. Roberto Insigne ufficialmente un calciatore del Palermo. Questa mattina è arrivato il comunicato del club rosanero che ha comunque a conoscenza da ieri sera di quello che sarà l'avventura per il prossimo campionato, vale a dire è stato diramato il calendario della prossima stagione ed il Palermo comincerà in trasferta sul campo del Bari. Marco Gullà. Il Palermo non si ferma più, ufficiale da questa mattina anche l'ingaggio di Roberto Insigne, una trattativa lunga, già virtualmente definita da qualche giorno, ma la fumata bianca è arrivata solo oggi. Insigne è già in ritiro con i suoi nuovi compagni, intanto è stato diramato ieri il calendario di Serie B rosanero che alla prima giornata se la vedranno fuori casa contro il Bari, poi l'esordio al Barbera è fissato per il 26 agosto contro Brescia o Regina. Alla terza la formazione di Corini, candidata alla
alla promozione giocherà fuori casa contro la Reggiana. Si giocherà anche il 23 dicembre e il 26, giorno di Santo Stefano. Dopo la sosta invernale il campionato di B riprenderà il 13 gennaio. Rosanero al quarto giorno di ritiro in Trentino. Uno dei volti nuovi, Fabio Lucioni, così in sala stampa. L'obiettivo sicuramente è di essere ambiziosi in una società che dal canto suo ha iniziato a spianare la strada, secondo me, già da un paio d'anni, quindi c'è da percorrerla e cercare di essere uniti e dare il massimo quotidianamente, perché poi se vogliamo raggiungere degli obiettivi importanti non dobbiamo solo basarci sulle chiacchiere, ma fare i fatti e pedalare forte. Mercato, stuzzica ancora l'idea Massimo Coda per l'attacco, per il centrocampo invece si torna su Verre. E adesso invece ci occupiamo della pool scudetto, diciamo, del beach soccer, 4 giorni di grande sport proprio al litorale della Playa. Arriva il grande beach con la Serie A maschile e la Coppa Italia femminile. La città etnea è una vera capitale della specialità. Marco Carli. Il grande beach soccer a Catania, vera capitale della specialità, visto che la città etnea per la 15ª volta abbraccia la Serie A e per la 18ª ospita un evento di questo sport se si considerano le manifestazioni internazionali. Nessuno in Italia ha fatto meglio, massimo campionato dunque, ma anche Coppa Italia femminile. Le gare invece della pool promozione e della Coppa Nazionale Under 20 si sono disputate nei giorni scorsi. La presentazione della seconda tappa della Serie A e della Coppa Italia femminile fa da preludio a 4 giorni di gare intensi che vedranno il clou sabato alle 18:30 con il derby fra il Catania Beach Soccer e Catania SSD. Il tutto nella nuova Beach Arena della Playa. Diciamo che è venuto proprio un gioiellino. Non sta a me dirlo, però dagli addetti ai lavori mi dicono che è una delle più belle viste fino ad oggi. Sabato c'è una bellissima partita con gli amici del Catania Beach Soccer del presidente Bosco. Sarà una festa per la città di Catania. Eventi sportivi come questo non sono nuovi a Catania negli ultimi anni, anche grazie ai contributi legati alla tassa di soggiorno che vengono impiegati per richiamare gli organizzatori di campionati e tornei di rilevanza nazionale e non solo. Io ho la fortuna di ritornare a fare l'assessore allo sport e di sfruttare naturalmente quella iniziativa a supporto di manifestazioni come queste che danno lustro alla nostra città, che creano ricchezza alla nostra città per i tanti atleti che verranno. E visto il grande legame di Catania con il beach, si è parlato anche di un'arena permanente. Certo, realizzare una beach arena stabile in questa città sarebbe un sogno, speriamo di poterlo realizzare, speriamo che quello ci darebbe veramente la possibilità di fare un centro federale, di essere all'attenzione di tutti. E noi ci fermiamo qui, almeno per il momento, grazie per averci seguito. Fra poco seguirà Sicilia 24 Focus con Giusy Lazzara, si parlerà proprio delle difficoltà dei collegamenti con le isole minori. A tutti voi auguro la buona giornata.